Euroregione News. Rivignano Teor, parole a colazione 2019. Gran bella iniziativa dell'amministrazione comunale di Rivignano Teor per promuovere le bellezze del territorio. In particolare la pro-assessore alla cultura del comune di Rivignano Teor, Angela Piantoni, che ha organizzato questa rassegna turistico-culturale della domenica mattina con colazione o aperitivo. È nata questa idea perché alla prima esperienza che ho avuto nella presentazione di un libro mi sono resa conto che era molto poco seguita questa cosa. La presentazione del libro in biblioteca attrae sempre veramente poca gente, per cui ho pensato di abbinare diversi interessi che potevano attrarre le persone ed è nata Parole a colazione, che si è inserita in una fascia oraria in cui non c'erano altre proposte culturali e difatti è stata inizialmente considerata difficile da lanciare e ha affiancato alla presentazione del libro anche appunto la presenza in queste ville storiche inizialmente, a cui poi si sono aggiunti anche queste attività, questi dei bed and breakfast. Hai finito? Sì, quasi. La prossima domenica saremo a Villa Ottelio, che cominciamo ad utilizzare anche per questi eventi, con Emanuele Franz, che è un giovane filosofo friulano, e parleremo dell'inganno della libertà. Poi le domeniche successive saremo qui di fronte, la domenica 22 qui di fronte presenteremo il libro di Riccardo Gianni Trapani, che parla della poesia che si trova nella matematica, e l'ultima, il 29, saremo nel castello qui a Flambruzzo, Castello Badoglio, e presenteremo la riedizione del Serenissimo Borghese di Alberto Frappa Ronserois. Con i defunti stiamo lavorando per la nostra fiera ricca, sia dal punto di vista delle attrazioni, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista musicale, e chi più ne ha più ne metta. Da Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.